aspettando a lungo che sorgesse il sole, tra il sapore dei miei baci e del caffè, noi distesi sopra un letto di parole. Dopo un po' guardandomi dicesti che oh, è un'estate da vivere, un'estate di noi, il Ray-Ban, la vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Sulla sabbia a rincorrere un pallone, come se la spiaggia fosse un privé, e le notti passate a fare cazzate, un film dell'orrore, 4 risate, non sai che fortuna passarle con te. Oh dimmi che è un'estate da vivere, un'estate di noi, il Ray-Ban, la vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere? Quest'inverno dove andremo non importa, la distanza a volte è solo un cliché, ma la mia barca segue il vento e non la rotta, ma se vuoi tu invece puoi seguire me. Oh, oh. Un'estate da vivere, oh, un'estate di noi, il Ray-Ban, la vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere? Il Ray-Ban, la vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere? Stiamo rientrando da un altro viaggio bellissimo, un viaggio che mi porterò nel mio cuore perché sono stati 3 giorni in compagnia dei nostri soci, ormai dei nostri amici, perché è sempre più bello stare con loro e condividere queste esperienze fantastiche. Sono stati 3 giorni veramente, come ho detto prima, che resteranno nei miei ricordi più belli. Abbiamo condiviso tante cose belle, abbiamo fatto un bellissimo tour delle Marche, siamo partiti da Pesaro, una città che non conoscevo e che tanti di noi non conoscevano, una città particolare, ricca anch'essa di storia. E siamo arrivati lì proprio il giorno della festa della Repubblica, quindi il 2 giugno, e abbiamo visitato questo bellissimo centro storico e la cosa affascinante con questo bellissimo palazzo in cui appunto entravano i rappresentanti della città, quindi qualcosa di particolare. Noi ci siamo trovati lì al momento, poi abbiamo visitato anche Villa Ruggeri, che è una villa d'epoca in stile Liberty, che è stata costruita nei primi del Novecento, quindi qualcosa che si è conservato molto bene ed è stato molto bello visitarla. E poi insomma le varie chiese, il suo centro storico, i vicoletti, il museo, la casa di Rossini, perché lì è il paese natale di Gioacchino Rossini, quindi un pochino di storia, un pochino di cultura. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare
partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle solo da lontano? Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Il mondo è solo un mare di parole, e come un pesce puoi nuotare solamente quando le onde sono buone, e per quanto sia difficile spiegare, non è importante dove, conta solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Un viaggio che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno. Shadow love, shadow love. E siamo solo di passaggio, voglio godermi un po' la strada, amore mio comunque vada. Shadow love, shadow love, shadow love. Buon viaggio. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di Lui, che bellezza e splendore, di te Altissimo Signore porta il segno. Sii laudato, mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che d'un cielo li hai formate, chiare e belle. Sii laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Il giorno dopo siamo andati a Loreto e quindi abbiamo unito anche qualcosa di religioso. Siamo andati a Loreto, uno, secondo il mio punto di vista, il santuario più bello che esista, affascinante, ma quello che più ti colpisce è proprio pensare che sia proprio così, che queste tre mura siano le mura della casa di Nazareth, quindi veramente qualcosa di unico che ti colpisce, e se hai un minimo di fede, insomma, lo vivi con tanta intensità.
Abbiamo quindi proseguito il nostro bellissimo e affascinante tour con Urbino, un'altra cittadina fantastica. A me è piaciuta tantissimo, non c'ero mai stata neanche ad Urbino e sono molto contenta di averla visitata insieme a un'altra guida, perché come vedrete dalle immagini per questo tour delle Marche abbiamo avuto 5 guide bravissime, una più brava dell'altra. Tutte guide che appunto ci hanno trasmesso il loro amore per le loro città e quindi siamo rimaste molto contente, perché veramente tante ragazze giovani ma molto preparate, molto brave. Posso dire che questa insomma è stata molto bella Urbino, veramente affascinante, e lì abbiamo trovato un altro pezzo di storia, perché siamo andati a vedere anche la casa natale di Raffaello, quindi anche lì qualcosa di importante, qualcosa che si riallaccia a questi pittori straordinari, veramente straordinari, che chissà non ne nasceranno più così bravi, quindi anche lì storia. Abbiamo visitato tanto, ma ci sarebbe altro da vedere, quindi la terremo in considerazione per altre eventuali tour, perché veramente Urbino merita. Spigliata ed educata, della taverna ai tavoli servivi un po' sbadata. Lì che mi colpisti, magnetico la blonde, della ragazza generosa che non sa dir di no. Avevo capito perfino il tuo nome, perché parlavi sempre con un sacco di persone. Scrutavo i movimenti sullo scaffello del bancone, il whisky che bruciava lentamente sul mio cuore infranto d'amore. Agile e graziosa, dotata di eleganza, inconfondibile movenza di chi ha fatto danza. Lì forse notasti tra tutta la cacciara un umile garzone che suonava una banera. Il ritmo lento si perdeva nella confusione tra le bestemmie, epiteti e grida da cannone. Ma lei senza curarsi dei clienti e il suo padrone, a piedi nudi volteggiava cantando a memoria le parole.
dopo il turno di lavoro, sul porticato due clienti ballano tra di loro. Poi si avvicina un tipo sbronzo dal fare molesto. Tu rispondi: mi dispiace, buonanotte, ma domani mi alzo presto. Agnese, bella di paese, piovono le rose quando passi tu. Agnese, dal profumo di mirtillo, collezionista di mimose. Agnese, bella di paese, piovono le rose quando passi tu. Agnese, dal profumo di mirtillo. Ciliegina sulla torta, siamo andati a visitare San Marino, abbiamo fatto un tour serale, quindi io ero stata alcune volte a San Marino, ma visitarla la sera con le luci, con questa fantastica vista dove si vede veramente tutta la pianura circostante, si vede il mare. Bellissimo, è stato veramente bello, 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 e anche lì abbiamo trovato una bravissima guida che ci ha spiegato proprio usi e costumi di questa cittadina, quindi anche questo è un luogo dove veramente torneremo con piacere perché c'è tanto da visitare, è veramente luoghi bellissimi. Le Marche, ho detto prima, sarà uno di quei tour che resterà nel nostro cuore. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Questa mattina siamo partiti nel visitare Gradara,
veramente sono cittadine straordinarie, perché sono cittadine che conservano, ti sembra quasi di vivere, diciamo, in un'altra epoca, perché vedi tutte le case costruite con lo stesso criterio, con gli stessi materiali, e quindi sono dei paesini veramente affascinanti che questi borghi meritano veramente di essere visitati. E poi anche lì la storia, perché questo castello di Gradara è una storia che parte dai primi del 1100, 1200, 1300, cioè una storia costruita pian piano, e veramente ci hanno passato diverse epoche, diverse famiglie, dagli Sforza a Paolo e Francesca, quindi come ho detto veramente è stato un tour delle Marche fantastico. E poi questo pomeriggio abbiamo concluso questa nostra avventura visitando Bologna. Bologna penso che anche tanti dei nostri soci l'abbiano vista sotto un altro aspetto, perché io lo conoscevo, l'avevo vista una volta ma non approfondita, e quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa di trovare una città molto affascinante, una città ricca di storia, anche Bologna, con la sua chiesa, con le sue torri degli asinelli. Abbiamo visitato il centro storico, che è questo punto ricco di monumenti, di storia. Io veramente penso che abbiamo fatto e trascorso insieme delle giornate fantastiche,
e devo ringraziare un po' anche loro che continuano così a darmi suggerimenti e a propormi di fare questo e quello. Questo delle Marche è stato veramente un bellissimo tour e con delle persone carinissime, quindi abbiamo riso tanto, abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà. Fuori città, fuori città, fuori città. Fuori città, fuori città. Esco di fretta dalla mia stanza a marce ingranate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho. Ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà. Fuori città, fuori città. Fuori città. Abbiamo appunto condiviso tanta gioia, tanta allegria. Dovreste veramente partecipare perché si sta bene, è bello stare insieme in serenità e condividere, ridere, scherzare. Si trascorrono dei bei momenti che servono nella vita proprio per lasciarsi a casa tutti i nostri fardelli e ricaricarti per affrontare così poi la quotidianità. Questi luoghi qui io li avevo già visti tutti, però sono venuta con voi perché siete troppo simpatici. Ci siamo divertiti, abbiamo visto delle bellissime cose e boh. Mi è piaciuto tutto, non saprei cosa scegliere. Aspettiamo la prossima per vedere cosa succede, se è meglio o peggio. Sono stata molto contenta già era stata una volta, però come adesso ho visto tante belle cose. Mi sono trovato benissimo, stanco ma bene, molto bene. Non pensavo proprio di riuscire a fare tutto quello che c'era sul programma, invece siamo riusciti a farlo. Io sono stata contentissima, ho visto delle cose che non avevo mai visto, il fascino poi di Urbino, di Gradara, la storia di Paolo e Francesca, insomma ci ha affascinato veramente tanto. Sono stata bene, è stata una bella gita. È tutto bello, sì, una bella corsa però piacevolissima, e San Marino splendido di sera, veramente bello, Bologna la dotta e la grassa veramente speciale, e la compagnia anche, quindi tutto bello, tutto piacevole, grazie. Niente che dire, è stato tutto stupendo, io ho visto dei posti che non avevo mai visto, organizzata splendidamente. Che dire, meglio di così non si può, complimenti a tutti. Mi è piaciuto tutto, ma particolarmente San Marino, vederla di sera è stato bello. Penso che ritorneremo a approfondire questi posti che abbiamo visto.